Eccoci qua, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Di cosa? Mi è arrivato un dato. Bene. Un dato Auditel impressionante. Importante Non voglio il dato parlare Auditel. dell'Italia perché No, veramente. vabbè, di Non quello voglio parlare parliamo. dell'Europa perché veramente. vabbè, l'Europa. Stati Uniti d'America, No, America dai. Latina, Arrivi lì, Nord Africa, Sud Africa. Nord È Africa. incredibile ma vero? Dove? Incredibile ma vero? Dove? Incredibile ma vero? Cosa? Non lo so, dicevo incredibile. Ah, ma vero. volevi finire così, Insomma, incredibile ma c'hanno- vero. Abbiamo ascolti in America che stanno superando gli 8 milioni No, e tu 500 dico, mila poi spettatori. Esageri un po' sempre. No, Abbiamo no. ascolti importanti. Ma stai però, scherzando? diciamo, Esagero. no. Ora, niente, le nostre ricette. Vabbè, ragazzi, lo sappiamo. Saluto la mia Ormai camera. lo sappiamo, siamo consapevoli. Saluto la mia camera, scambio Certo. sempre la tua per la mia perché preferisco la tua camera. Passerà giusto qualche secondo prima di Preferisco iniziare la a tua cucinare. Cosa? La tua camera. Ah, c'è anche la battuta. Saluto anche la camera dell'artrosi Adesso c'è cervicale. quella. È ultimo ma non Hai ultimo. dimenticato la camerina, guarda. Eccola, eccola. Amica! Eccola. E poi, ultimo E ma poi non ultimo, lui ormai è diventato Lo indispensabile. zio Gianni. Indispensabile. Lo zio Gianni che ci accompagna in ogni ricetta. È un po' annoiato secondo me lo zio No, Gianni, ho mangiato prima di venire mangiato? qua, me l'ha detto in sogno, vengo mangiato perché così sai. Allora, cosa vedi qua? Vedi un vedo bel una po' di cose, bontà, pomodoro. un ben di Dio vedo, L'hai salumi, presente tu quando assaggi mortadella, qualcosa che ha sapore di formaggi, origano, cose non pensi? A che cosa pensi? origano, quando- che cosa? Pomodoro, origano. Una tisana? No. No. Una tisana, pomodoro e origano. No, origano, poi dopo hai detto pomodoro. La P. La piadina. No, la P. La pinza. No, senza la N, senza la N. La pizza. La pizza. Però noi non facciamo pizza. No. Questa puntata l'abbiamo chiamata, Desiree ed io, dopo Noi ore e facciamo ore, cose particolari, dopo ore e ragazzi. ore di riunione per stabilire il vero, titolo, sì. l'abbiamo chiamato Pare Pizza. Pari pizza. Ma non è pizza. Potevi trovare un nome un pochettino più elegante? Pare Così, Pizza con no? lo smoking. No, dico più elegante. Vabbè, ragazzi, basta. Iniziamo, Allora, la prima dai. che faremo si chiama, sai come si chiama? Come si chiama? Sacostedda. Sacostedda tipica di dove? La Sardegna? Beh, bravo, l'hai indovinato perché hai sentito Sacostedda Ho che sapeva un sentito, sapore sì, una certa- sardo. Allora, è una pizza che ha qualcosa di strano, cioè nel senso che noi andiamo a mischiare pomodoro con la farina, cioè una cosa particolare. Particolare, ok, Abbiamo quindi tagliato abbiamo- il pomodoro ed è venuta fuori l'acqua che si chiama acqua di pomodoro. Di governo, l'acqua di governo, si chiama così. sai? L'acqua di governo, Sì, l'acqua ce l'ha di pomodoro? La Meloni ce n'ha assai. Ah, quindi è di destra Acqua il di pomodoro. governo, non lo sappiamo. Non ci interessa neanche. Prendiamo No. il sale. Sì, Cominciamo certo. a condire, guarda, prendiamo sale, un altro poco, un altro poco. Io non ci gioco nel sale. Mi dai quel basilico, mon amour? Certo, E me lo dai tutto, lo prendo tutto, non le proprio lascio bella niente. basilicata. No, basilicata non c'è. Le marche, No, dico, vabbè, ricca di basilico, era questo. proprio ricchissima di basilico. Allora, qui siamo in una situazione dell'aglio. Sì, Potete mettere l'aglio a chi piace, ma non è fino, ragazzi. non è fino, Non è per fino. cui non lo mettiamo. Anche perché se poi devi parlare e lei che assaggia tutte cose con l'aglio mi ammazza. No, Giusto? infatti. Ecco, e lo mettiamo qui, guarda. Fino a qui la gente dice, Dodi, ma che stai facendo? Che stai un'insalata?" facendo? E No, ora abbiamo vedi? fatto questo E bel ora pomodoro vedi? con sale e basilico abbondante. My lady, onion, Eccolo. grazie. Quindi praticamente parti dal condimento. Ora ti faccio vedere. È un piatto così strano, però è simpatico. Simpatico. Simpatico perché è una pizza non pizza, rustica, tradizionale. Poi non viene, sai, piena di pomodoro, No. per cui ti cola, mentre per cui te la puoi portare in campagna come facevano i contadini. Bella, Te la puoi bellissima. portare dove vuoi, capito? Uno snack, Take un away. secco, capito? Vedi, la cipolla è tagliata anche grossolanamente, come vedi. Così, perché Mista, cipolla, insomma, sì, vabbè, è dai. un po' grossolana, non è fatto un trito, come vedi, non è un trito. E andiamo così, guarda, ecco qua, e andiamo ad aggiungere questa bella Cipolla. quantità di cipolla. Questo è un piatto per chi ama la cipolla, sai? Ho visto. Ok, Vuoi aggiungiamo un questa? altro pochino di sale. Che faccio? Così. Mescolo? E l'origano, che è lì, me L'origano. lo dai? Ecco E l'origano. Leviamo i rametti
e prendiamo proprio foglioline così. E abbiamo messo anche l'origano. A questo punto diamo una mixata al prodotto, capito? È sempre bene farlo riposare un Certo. poco perché è stanco dopo tutta questa camminata che si fa. Esatto. E a questo punto, usando le mani che abbiamo rigorosamente sporche, Certo. mi prendi la farina, mon amour? No, la metti là? E un Ma che cucchiaio, c'entra, mon amour? scusa? Allora, prima di tutto dobbiamo macerare un poco il prodotto, per cui Con le la mano mani, così. andiamo a fare questo lavoro, vedi? Queste sono roba delle nonne contadine di una volta, capito? Che facevano così, vedi? Così. Guarda quanta acqua che sta uscendo. Quindi lo schiacciamo tutto e arriva l'acqua di governo. Brava. Ma non sei triste che è da Cosa? un po' di puntate che non facciamo Maillard, non facciamo Zest? Eh sì, in effetti stai perdendo un po' non hai un po' di qualità, tristezza, capito? no? Quel Quelle genere cose lì che così. mi hai insegnato tu. Esatto. E guarda ora che facciamo. Che facciamo? Intanto partiamo così e vediamo come si comporta il composto. Vediamo Mi come dai si il lievito? comporta. Questo, eccolo. Brava, lievito di birra e ne prendiamo un pizzichino così, saranno 7-8 grammi, non di più così. E lo andiamo a... Ah, quindi fai un impasto con praticamente il pomodoro, con la L'acqua sua del acqua pomodoro. meravigliosa, aggiungendo solo la farina Sì, al momento e il lievito, E il lievito. farina e lievito. Guarda, è particolare questa ricetta, eh? molto particolare. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, dato che c'è la presenza del lievito, almeno quelle 2-3 orette lo dobbiamo fare, Deve lievitare. deve lievitare. E che si fa? Si mette una E cosa con- su, mette come si una- faceva? Sì, esattamente, esattamente. Si mette una cosa sopra e si lascia Lievitare. Però noi questo tempo ce l'abbiamo. No, l'abbiamo già fatto. È brava. Quanto tempo bisogna lievitare quello? È almeno 2-3 orette, guarda. 2-3 orette, quindi guarda, una preparazione particolare, pomodoro, Molto particolare, avete visto? Pomodoro, basilico abbondante, sale, cipolla, messo capito? tritato un po' Esatto. con le mani, lavorato con le mani, abbiamo aggiunto Brava. farina e lievito Brava, e messo a lievitare. brava. Adesso vediamo cosa succede. Il sale lo abbiamo messo nel pomodoro un po' abbondante, per cui la farina se lo prenderà e poi lo andremo a condire come una pizza, più o meno, però non ci andrà il formaggio, non ci andrà niente di tutto questo, solo una spolverata. Però ti dicevo, noi lo abbiamo preparato. Pronto. Visto? Quindi 2 ore a lievitare. Questo è il prodotto, In frigo guarda, a lievitare? guarda. o No, no? no, Ah, guarda. vero, perché abbiamo detto che paga una cosa su. Vedi? Sì, è cresciuto un po'. Se tu prendiamo l'altro è più compatto, questo invece è Ok. già gonfiato. Andiamo a preparare la nostra bella teglia di questo prodotto. Di questo prodotto, lo voglio vedere, dai. Cara, abbiamo preso la teglia, ci siamo presmonati di cosa Di carta facciamo? forno, che la facciamo così, in stropicciamo, maniera che in lei modo rimane poi ferma. Rimane ferma. Così. Mi dai l'olio, mon amour? Certo. Ma non sei contento? Quindi già è pronta questa preparazione, Sì, la praticamente. preparazione è È pronta, la stiamo Come si chiama intagliando. questo piatto? Ricordami. Sacostedda. Sacostedda. Fallo bene perché è importante. Dai. Brava. Va bene brava, così? Benissimo. Qua tutto deve coprire. Brava. E ora andiamo a sistemare la sacostedda. Facciamo così. Vedi l'effetto del lievito? Eh sì. E ora andiamo a stendere la sacostedda. Oh! Ecco! Oh! Cos'è suo? Lo sai come si dice 4 in sardo? No. Essa è una dia, tria, Tria? tia, 3 quello. battaro, Ah, quattro. battaro 4? Kimbe 5, sia. Sei vista che stiamo facendo? Ho visto. Sei vista in italiano. C'è la Vuoi mattina. mettere un altro po'? Quindi questa sarebbe una sorta di pizza in Sardegna? Sì, Una focaccia, diciamo una così. focaccia che poi rimane un po' secca, sai, per cui poi... Ecco qua.
E ci siamo. E l'abbiamo impostata. E Questo l'abbiamo lo spostiamo. impostata, bene. E guarda che facciamo adesso, just now. Guarda che facciamo just facciamo? now. Prendiamo il parmigiano, Sì? o ci vuoi mettere il caciocavallo, o ci vuoi mettere il canestato, quello che ci vuoi Tu mettere. che ci dici, metti. Io ho messo parmigiano? no, Secondo a me piace- te? il gusto del formaggio, guarda, è personale. Perché può piacere come non può piacere. Va bene, C'è andiamo chi di piace, parmigiano, c'è chi la piace. mettiamo in forno, Prima mettiamo sempre la spruzzatina dell'oro verde, e diamo i consigli per i consigli. mentre io metto Vuoi mettere in l'olio- forno prima? Sì, allora aspetta, facciamo così e inforniamo. Infornamos. Quanto sta in forno? Questa deve stare almeno 20 minuti, mezz'oretta a 200 gradi statico, e poi ci dovete andare a occhio perché deve incrastare. Deve incrastare, va bene, la vedremo alla fine. E... Niente, consigli per i consigli. Consigli per i consigli in sardo, In diciamo. sardo, dai, dillo. E non vignolato che saldato, che kende perato, che kende. Ma che In c'entra? mezzo tutti ti metto consigli per la Consigli per i consigli, ragazzi, a proposito. No, basta, dai. Allora, capito mi hai, vabbè. spiega la Finito. puntata di oggi, dai. Adesso passiamo dalla Sardegna, andiamo a Roma. A Roma? A Roma, ok. e ti faccia la pizza bianca, La la pizza focaccia bianca, bianca romana. tipica e romana. vedi come te lo dico bene, Dai. voce del verbo macca da fare. Bellissimo, dai, un'altra tipologia di pizza, Esatto. chiamiamola così. Facciamo così. Allora, andiamo a prendere Sì. il bicchiere del nostro mixer, giusto, della planetaria. Della nostra planetaria, eccola. Andiamo più o meno a occhio. Facciamo così, guarda, questo è mezzo chilo e ne mettiamo metà. Facciamo 250 di farina bianca, più o meno, così, così, e 250 quella di rimacino, me la dai? Eccola. 250 questa di qua. Quindi senti, è un impasto più o meno della pizza normale? Com'è? No? Cioè nella pizza normale il rimacino non glielo metto. Va bene, quindi è più Bene. rustico. È un poco più crocchescraine fatto così. Poi aggiungiamo l'olio che già è pesato e alla via così. Ecco qua. Poi aggiungiamo lo zucchero che è già pesato. È pesato. Dove troveranno le ricette? Alla fine della puntata. Lo trovate alla fine della puntata. Se le perdete andate a vedere la puntata su Sicilia Play. Sicilia Play ci sono e ci playiamo. tutte le dosi. E questo è Lievito, cos'è? il salt. Ah, ok, sale. E andiamo a mettere in planetaria. Bussano, vedi chi è? Si è girato veramente, si è girato. Che hai messo? Che te l'hai Zucchero, scordato? no, ho messo quel C'è un po' di quantitativo che c'era zucchero? ancora. Va bene. E andiamo a mixare e impastiamo. E giusto? impastiamo. Impastiamo. Per impastare che cosa ci vuole? Che ne so, il mattarello. Ci vuole l'acqua. No. Se non impasti. Tenuto conto che abbiamo messo circa mezzo chilo di farina, andiamo a mettere 250 di acqua. Quindi la metà della farina. Esatto. E lei lavora. Mentre lei si impastia, Sì? noi che cosa facciamo? Aspettiamo, che ne so, che facciamo? Dovrebbe aspettare che si impasta. Ah, l'hai già poi- fatto? No. Poi, No. sì, No, l'hai già fatto? sì, però lo facciamo vedere. Dai, fallo vedere. Facciamolo vedere, il tempo che si impastia. Ecco. Registro, ce la fai a farlo vedere da qua? Ah, lo state già vedendo! Guarda, la camera 6, guarda. Vedi, che? La camera 6. Ma perché qui siamo in albergo siamo? Ah, camera 6, che c'è la camera 6? Ah, camera 6 in albergo e non qua, scusa. Ma come sei fa? scemo? Siamo in una televisione, siamo! Appunto, ogni camera ha un numero, lo sai tu che le chiami la mia camera, la tua camera, la camerina, no. Come Ha no? nei numeri 1, 2, 3, 4, Perché? Che 5, quella- c'è la 6. Signori, non ha capito niente, sta scambiando una televisione con l'albergo. I numeri ce l'hanno le camere d'albergo. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Allora dai, quelli vai. che stanno dietro le camere sono camerieri? Vai avanti. Scusami, allora li chiamiamo camerieri, sono i camerieri. Non c'è eh. possibilità, mi arrendo. Ti basta. arrendi? Ti arrendi? Mi arrendo. Allora ti dico l'indovinello. La camera Ecco. 6.
andiamo a tirare fuori l'impasto e lo finiamo di impastare sulla tavola. Fare in modo così. Lavoriamo un po'. Così la lavoriamo, andiamo a incorporare quella farina. Sei in che non camera si è- 6. Eh? Sei in camera 6 Sì. in questo momento, Mi guarda. chiama il portiere, mi può portare un caffè in camera, per favore? Mi fa la collezione in camera, per favore? Ecco, dopo che abbiamo fatto questo bel panetto, lo spaniamo, così, facciamo un panetto e lo andiamo a depositare per farlo lievitare. Bene. Lo mettiamo anche qui, così, lo copriamo, E ed lo è lasciamo pronto. tranquillo. Però che è successo? È successo che nel frattempo noi lo avevamo già preparato per Grande! eliminare i tempi morti, giusto? Grande, hai visto? Sì. Già bello lievitato, appallottolato, va bene? Bene, ok. Ora prendiamo una teias, questas, ci piace? Mi piace molto. Ci piace questa. Dobbiamo mettere la carta del forno, no? Certo. Tagliamo così, mi tagli qua con il coltello, qua. Per lungo, per lungo, per lungo, per lungo. Brava. Cioè non sei riuscita neanche a tagliare la carta. Mi devi trovare, se lì in mezzo c'è una forbice, me la devi trovare. Certo, eccola qua. Brava. E ora facciamo una cosa, facciamo così, Lo fai rotondo? poi facciamo così, poi facciamo così, Ah, che carino, guarda. guarda, prendiamo Come la fai, misura, così? taglia di netto qua. Così? Dritto, Diretto? dritto, sì. Così. Perfetto, voilà. bravo, Sei vista? bravo. E te ne ho, come diceva o zio Gianni, te ne ho imparato un'altra. Bravo, Perché come si bravissimo. dice, tu mi insegni che io ti imparo. Certo. È giusto? Giusto. Tu mi insegni che io ti imparo. Spriccioliamo sempre la Bene, in pasta. maniera da non farla muovere. Brava. La riapriamo. L'olio. Qua. L'olio? Sì. Qua. Bene. Tutta bene, tutta bene. Tutta bene, tutta bene. Va bene così. Vai, 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 vai. Io penso, guardate, credetemi, senza desirare, lo posso dire veramente a voce Lo alta. puoi dire, lo puoi Sarebbe dire. stato tutto meglio, però me l'hanno messo, non ci posso fare. Ecco qua. Adesso andiamo a tagliare un pezzo di questa bella pasta, così, e ce la tiriamo su. Così. Aspetta, questo me la prendo pure. Me lo sposti così facciamo spazio. E andiamo a fare il procedimento. Per farla rotonda, giusto? Mi dai quella pasta di semola? Quella Questa? farina di semola, sì. Questo qua. Questo ci aiuta ad allargarla, oltre che non farla sbicciacare. E cominciamo ad allargare così. Questo me lo sposti un po'. Così, Guarda, lo tengo io. così, così. Com'era? Mezzo giro? Mezzo giro e mezzo Giro. giro. Bene. Per mantenere la Bene. forma rotonda, giusto? Bravo. Bene. Bene. Bravo. Bene. Devo dire una cosa importante. Dilla, Che la dai. cosa importante che devo dire importante Dilla. è che Che? questo lavoro che sto facendo e lo vado a mettere in teglia Sì? non è pronto ad infornare No, perché? perché deve rilievitare. E perché? Non aveva già lievitato? Ma deve rilievitare, si deve gonfiare, metti la carta qua, la adagiamo così e la andiamo a fare riposare. Ah, in teoria dovrebbe Però stare sì, così. deve stare così, poi riposa e la continuiamo ad allargare, Ok. fino a che la allarghiamo tutta. Ok. Va bene, perché questa noi la posiamo qui. E ti sembra scherzo? Ce l'abbiamo pronta. questo procedimento? Pronta! Senti, ma dopo che l'hai stesa in teglia, quanto deve stare a riposare poi? Allora, io consiglio sempre un'altra oretta a lasciarla stare. Che lei gonfia, guarda come diventa. Ah, diventa, ecco, che questa è diventa già... una bella pizza. L'hai già E infornata, l'abbiamo già ok. infornata e l'abbiamo già uscita. Tocca, bella. Molto Ok, soffice, poi molto morbida, Facciamo sì. una cosa, prendiamo questa bella pizza
e facciamo questo lavoro. Ora immaginati una bella cena, anziché comprare la solita pizza, anziché andare a fare ti fai una cena con questa roba qui, che voglio dire, Con una focaccia deliziosa. Enziandio, penso che sia veramente, guarda, Sì. tagliamo, La fai ripiena. guarda, No. tagliamo, olio, e la prima sai come te la faccio? Con la mortadella, grazie. No, No. no, la prima te la faccio con la salsa tonnata. Vabbè, Mi dico dai un sì, cucchiaio? particolare, però Mi dai un cucchiaio? la Grazie. mortadella è sempre la mortadella. Salsa tonnata. Salsa tonnata che abbiamo fatto con maionese E tonno. Ma non finisce qui, perché a questa meravigliosa salsa tonnata Cosa metti? Del aggiungiamo un pomodoro. po' di pomodoro. E voilà. Guarda, guarda, Desira, ti sta venendo l'acquolina, vero? Mamma mia, che ricetta, che Mi dai un fame. pizzichino di sale, quel Desi, sul Un po' pomodoro? di sale lo metto io? Sì? Grazie, Desi, sei una stella. Un altro po' di olio. Eccolo. Così? Anzi no, scusa, ho sbagliato. Questa è la tonnata, per cui andiamo a dare una spanzatina Un altro po' di così. qua. Una spanzatina giusto per dare l'appiccicazione. Esatto. E questa è la nostra E prima questa è la focaccia prima romana focaccia. ripiena. E questa è la prima. La seconda. La seconda ti accontento. Mortadella. La seconda ti accontento, la facciamo col prosciutto e la fontina. Ah no, vabbè, la fontina Ha un suo perché. ha un suo perché. Prosciutto, mi porgi anche tu il prosciutto, Stella? Come vedi io amo, il condimento deve essere ovunque nel ripieno, non ci devono essere spazi vuoti. No, sono Per cui d'accordo. guarda, guarda, osserva e osserva. E chi mangia? Così. Olietto. E questa è la seconda. È pronta. Pronta. La terza? Come la facciamo? Mortadella. E la terza dai, con la mortadella. Dai, sì. E ci mettiamo anche un po' di affumicato, che dici? Vabbè. Ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Guarda. Così. Questa qua. E ci mettiamo dell'affumicato. E abbiamo fatto una cena, ragazzi, però dice, vabbè, ma che fai? No, di quelle semplici, però soprattutto tutta fatta da Però, noi. esatto, il bello qual è? Che questi panini li abbiamo fatti Esatto. noi, giusto? E poi ci buttiamo sul tradizionale, Desi. Com'è il Te lo tradizionale? faccio vedere. Un tradizionale che mi ricorda anche i periodi di scuola, sai? Perché a scuola prima, non so se voi lo sapete, ma ci sarà ancora, penso. Nella scuola le elementari c'era la reflezione, cioè i ragazzini, la scuola dava dei panini, panini con la cotognata, panini con il tonno. Qui queste sono cose che ti riportano un po' indietro nel tempo. Ecco qua, qua, qua. Mi corregge di sale, signora, Certo. grazie. Mi dà una forchetta? Ah, pomodoro e tonno. Una forchetta? Un petit peu d'oregano. Desiree, tu sai perché le scatolette di tonno sono rotonde? Perché? Perché con esce tonno un po' muore quadrato. A questo punto, bello pulito. Pronti, pronti. Cosa, non ti manca qualcosa? Manca, La come si chiama? La sacusa. Sta costedda. Sta costedda. La sacostedda. E la prendiamo. Hai notato, Desi, che sto lasciando tutto con la loro rusticità? Proprio, Bella perché così, deve. sì. Come fossimo in Hai visto casa. come è diventata? È diventata bella croccante, eh? Esatto. E allora, cominciamo E allora, dalla sacostedda? Cominciamo dalla sacostedda, dai. Perfetto, allora mi devi dare il forchetto, il coltello, anzi se mi dai una forbice è meglio. Ah, la Ce l'ho tagli con io, la forbice? Ce l'ho io, ce l'ho io. Ok.
Ce l'ho io, cara. Guarda, tagliami questo Lo sapevo. pezzettino, quest'angolino là mi piace. Questo, bravo, questo. Questo, così, È così. calda, eh? Perfetto, è Vai. troppo calda? Sì, un po' calda. Perché mangi al contrario? È buona. Buona sì? Come una pizza focaccia. Strano, perché il sapore è tutto lì dentro, capito? È molto semplice da preparare. Hai visto? Basta farla lievitare un poco e ci siamo. Pochissimi ingredienti, pomodoro, farina. Natura, perché era quello che facevano i contadini, Gioia, si portavano queste cose, capito? E il bello, sai perché se la portavano? Perché non colava il pomodoro, non succedeva niente, vedi guarda, girala e non cola, vedi perché è un tutt'uno. Molto buona. Quale vuoi assaggiare di questo? Mortadella, salsa tonnata, prosciutto, La mortadella. mortadella con l'affumicato. Prendiamo questa, prendiamo un coitolo, va bene così? Questa passata in forno non scherza neanche, sai, passata in forno con la sua... Questa la completo dopo. Vai. Questa l'hai fatta tu, è pazzesco. Come pazzesco, che vuoi dire poi? Com'è? Se questa la passi poco in forno, non hai idea. Ciao ragazzi, a dopo. Anche questa ce l'abbiamo fatta, però siamo contenti per voi. È un Buona, poco per noi. Buona, molto vero? buona. Lo so. La vuoi assaggiare? No, stavolta te lo dico io no. Sacostedda sarda, 300 g di farina zero, 200 g di farina di rimacino, 1 kg di pomodori maturi, 2 spicchi d'aglio, 5 g di lievito secco, 15 g di sale, basilico abbondante. Pizza bianca ripiena, 500 g di farina zero, 25 g di olio di semi, 25 g di lievito di birra, 10 g di sale, 350 g di acqua, olio, evo quanto basta.